è quello che è stato definito come nuraghe o proto-nuraghe. Vedete, la vegetazione lo ricopre in toto, dandogli un bellissimo colore viola, quello che era la collina viola che vedevamo dal basso. Vedete questi filoni di grandi pietre, e qua nascosta dai fiori abbiamo l'altra parte del muro. Qua rischio di fare un passo falso e di scivolare perché non si vede cosa c'è qua in mezzo. Io volevo salire sopra per farvi vedere una cosa molto interessante. Allora, questo parrebbe come il centro qua nella probabile struttura, è un'area chiusa, ma dov'è quello che stavo cercando? Questo, guardate, questo è come se fosse un architrave, questo molto grande qua giù, una pietra che fa da architrave, quindi che chiude la parte superiore, ma ho paura di passare qua in mezzo, che la vegetazione è altissima. Qua c'è proprio una parte di camera dove sono sceso, vado piano piano ed eccole qua quelle cose che vi volevo far vedere. Queste sono delle rocce molto grandi di resti di fusione primaria dei metalli. Guardate qua, sembra quasi vetrificato. È una pietra particolare e sono molto grandi. Guardate quanto è grande questa, ma guardate quanto è grande quella che vi farò vedere ora, che si nota ancora di più e sta sopra la cima di quello che doveva essere il nuraghe. Guardate quanto è grande, quanto sono belli i giochi fatti dal metallo fuso qua su questa pietra. Vedete, ci sono tante tipologie di pietre ammassate tutto intorno a questo grande pietrone di metallo fuso, di pietra fusa. Guardate quante sono belli queste impurità di questa roccia, ma la dimensione è importante, eh? Guardate qua vicino a me com'è. Questa è la particolarità di questo sito, che non si capisce bene come è fatto, cioè è sicuramente una struttura tondeggiante che gira tutto intorno, pezzi di fusione si vedono anche a distanza nel muro perimetrale di questa struttura, ma soprattutto guardate qua quanto sono grandi questi, vetrificati qua. Questo risplende al sole, guardate.